Tragedia nel primo pomeriggio a Montecchio Maggiore, in via Molinetto, strada che confina con Arzignano, all'altezza del ponte sul fiume Guà. Dalle prime ricostruzioni ad essere fatale sarebbe stato l'impatto tra una moto ed un trattore, dinamica al vaglio della polizia locale dei Castelli, intervenuta sul posto. Impatto che avrebbe sbalzato a distanza di metri il Centauro, un uomo di 53 anni residente a Trissino, per cui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 con ambulanza e automedica da Arzignano e successivamente l'elisoccorso di Verona Emergenza atterrato direttamente sul ponte. Nonostante i tentativi di rianimazione, i traumi riportati si sono rivelati purtroppo fatali. Ad eseguire i rilievi dell'incidente gli agenti della polizia dei Castelli di Montecchio Maggiore e i carabinieri, la strada è rimasta chiusa per circa 2 ore con forti disagi alla circolazione fino all'uscita di Montecchio Nord della superstrada pedemontana veneta. La viabilità è stata ripristinata poco dopo le 16. Su disposizione del pubblico ministero, entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro per ulteriori accertamenti. La salma del motociclista è a disposizione dell'autorità giudiziaria.